ho pensato, che cosa c'è di più surreale e carnevalesco di Remember the Future, ricorda il futuro, quello che questa città ci dà la possibilità di avere, l'immaginazione e la creatività per affrontare questa città e lo spunto che lei ci regala ogni volta che la viviamo. Questo è il titolo del Carnevale 2022, questo è quello che ho pensato per tutti noi, per stimolare appunto la creatività che alberga dietro di noi, la dobbiamo solo far uscire. Ci saranno molti eventi e spero che questo resti anche nel futuro, nei prossimi carnevali, perché credo sia un modo divertente di vivere la città, vivere Venezia. Dietro ogni angolo c'è una svolta, quindi c'è il futuro. Qualcuno mi ha chiesto, ma te, tu ti mascheri, ti piace mascherarti? Qualche volta dietro la maschera si nasconde una voglia di diversità, eccetera. Sì, mi piace moltissimo, è la cosa più divertente che c'è ed è anche, come dire, uno stimolo per affrontare delle novità. Venezia non rinuncia al suo carnevale e lancia un messaggio al mondo, un messaggio di ripartenza e di speranza, in sicurezza e con responsabilità. Sarà un'edizione diversa ovviamente rispetto a quelle pre-pandemia, ma il carnevale si fa e si farà. Sarà un carnevale diffuso, coinvolgerà tutta la città e consentirà ai visitatori e ai cittadini di vivere un'atmosfera carnevalizia in compagnia ma in sicurezza. Questo prevede ovviamente degli eventi diversi da quelli pensati negli anni del 2019-2018, quindi non ci saranno i carri, non ci saranno grandi feste di piazza con assembramenti, ma comunque spettacoli, animazione diffusa, possibilità di appunto partecipare a delle feste organizzate nel rispetto di ogni requisito sanitario, il tutto per dare comunque un messaggio forte al pubblico internazionale e ai nostri cittadini. Il carnevale si farà e si fa in sicurezza.